L'ultima che mi ricordo è quando mi si sono presentati 2 dottori della terapia intensiva che mi hanno detto: non si preoccupi signora, lei non sentirà niente. Da lì mi sono risvegliata in terapia intensiva e mi dicevano: stai tranquilla che se fai la brava domani ti togliamo il tubo. Emanuela è una paziente in cura alla palestra riabilitativa dell'ospedale di Montebelluna che ha via via accolto in questi mesi i pazienti guariti dal Covid. Ricoverata l'11 marzo, è rimasta in terapia intensiva per 3 settimane. Ha rischiato la vita Emanuela e al suo risveglio, dopo tanto tempo immobile, il suo corpo non rispondeva più. Quei pazienti che hanno circa 10-12 che per gravità e complessità del quadro sono finiti a essere intubati e con circa 2-3 settimane di intubazione poi sono emerse anche tutte le problematiche a risveglio relative all'apparato neurologico, in generale l'apparato muscoloscheletrico. Ok, stop, scendi. Stop. Ok, è già faticoso così. Sì. La cosa più brutta è anche quando ti rendi conto che dopo un mese che sei a letto perdi tutto, non riesci a stare in piedi, non riesci a camminare, non riesci neanche a mangiare perché appena cerchi di portare una forchetta alla bocca ti trema la mano e dici è una cosa impossibile, però è la verità, non fai neanche quello, ti devono aiutare in tutto e per tutto. Non ci sono parole, cioè bisognerebbe provarlo perché tante persone non credono a queste cose qui e quindi bisognerebbe provare per capire. Associamo le 2 attività di rinforzo e di riadattamento allo sforzo, visto che la paziente fa ancora molta fatica. Tanta fatica, sinceramente. Adesso facciamo così una prova semplice e vedere questo corridoio sono 32 metri, in 6 minuti quanti metri farà. Brava Emanuela, perché sei passata, l'ultima volta che abbiamo valutato era 396 metri in 6 minuti e adesso ne hai fatto 434. Lei, come tanti altri, sta cercando di tornare a una vita normale, ma guardandosi intorno vede troppe persone che non rispettano le regole sull'uso della mascherina o sul distanziamento. Fate attenzione, dice. Non è detto che perché sei sana non ti può mai succedere niente, perché io ero sanissima eppure mi è capitato. Quindi di stare molto attenti e scrupolosi nelle cose.